Ciao a tutti carissimi amici del Go e ben ritrovati a questo nuovo video nel quale vi illustrerò come sono arrivato alla fine della mia ultima fatica. Ho infatti costruito un nuovo Goban. Come vi ho detto qualche video fa, di qualche anno fa, e vi lascio anche il link in descrizione, tutti i miei Goban, tutta la mia strumentazione, attrezzatura per giocare a Go, a parte le pietre, me la sono sempre costruita con le mie mani medesime. Volevo però a un certo punto della mia carriera riuscire ad avere anch'io un Goban, diciamo, professionale. Costano tantissimi soldi. Mi sarebbe piaciuto comprarlo, magari ne comprerò uno, però questo acquisto non mi piacerebbe farlo tanto via web, ma mi piacerebbe magari un giorno, se ho la fortuna di ritornare in Giappone un'altra volta, magari di poterlo comprare lì, così anche toccare con mano un attimino il prodotto e vedere di preciso cosa voglio e di cosa ho bisogno. Nel frattempo allora ho deciso di costruirmene un altro, questa volta utilizzando però un legname un po' più pregiato e cercare di farlo quanto più bello esteticamente possibile, quanto più vicino a quelli professionali che si trovano in commercio. Allora, il Goban ve lo faccio vedere intanto così dal vivo, è questo qui. Come potete vedere è ricavato da un unico blocco di legno, vedete, dello spessore di ben 5 cm e mezzo e 46 x 48 cm, per un peso che sfiora i 5 kg, è pesantissimo. Allora, come ho lavorato per fare questo Goban? Innanzitutto devo dire che la ricerca della materia prima del legno è durata per anni. Io vado spesso in montagna a fare le vacanze e non c'era passeggiata che facevamo anche con mia moglie e con i ragazzi dove io non buttassi l'occhio in qualche ceppo di legno cercando di trovarne uno che potesse fare a caso mio con le misure adatte, eccetera. Però vi posso già dire che è stata una ricerca infruttuosa. L'unica soluzione sarebbe stata quella di trovare un negozio specializzato in legnami, e anche legnami di un certo tipo, di sicuro non legnami impiallacciati come quelli che si possono trovare nelle grandi distribuzioni tipo Leroy Merlin, per capirci, o Lobby, dove si trovano comunque legnami già lavorati. Quindi trovare di fatto un falegname. Bene, ironia della sorte, ho scoperto che a un paio di chilometri da casa mia c'è un fornitore di legnami che appunto tratta legname anche pregiato, tipicamente per l'edilizia, e io mi sono presentato lì e ho chiesto se avevano un blocco di circa 50 x 50 cm di un legno pregiato. Non mi sono spinto troppo in là chiedendo addirittura il tipo di legno che volevo, intanto per capire se c'era. Il tipo del negozio mi ha detto: guarda, qui abbiamo tutto il legno che vuoi, dimmi pure cosa vorresti. Allora, facendo un po' di ricerche, la mia scelta è caduta nel cedro del Libano, che è appunto il legname che ho utilizzato per fare questo Goban. Perché cedro del Libano? Perché è un'essenza pregiatissima, infatti l'ho pagato un pochettino, questo blocco di legno l'ho pagato circa una cinquantina di euro, però anche con le lavorazioni, dopo vi spiegherò cosa di fatto mi hanno fatto. Perché è una conifera e, se vogliamo, è una delle essenze che a mio avviso si potrebbe avvicinare di più al Kaya, che è un'altra conifera giapponese che viene utilizzata tantissimo in Giappone. È un legno pregiatissimo per fare mobilio e quant'altro, e per fare appunto i Goban. Addirittura adesso sembra sia una specie protetta perché ne è stato fatto un po' un abuso in Giappone, cresce solo lì, e tant'è che i Goban, quelli pregiati, costano veramente migliaia di euro. Per cui cedro del Libano. Allora, lui mi aveva trovato un pezzo abbastanza grezzo, mettersi a lavorare con seghe e pialle un legno del genere, a meno che non abbiate una grande passione, un grande hobby per la falegnameria, quindi non abbiate anche delle strumentazioni di un certo tipo, potrebbe risultare estremamente complicato, perché è un legno estremamente denso,
e molto resinoso, profumatissimo peraltro. Io, nonostante gli abbia dato molte mani di vernice, emana ancora un gradevolissimo profumo di resina, per cui sarà un piacere giocare a Go su questo Goban. Di conseguenza, appunto, come vi dicevo, il tizio che me l'ha venduto ha anche naturalmente la falegnameria. Io gli ho chiesto di portarmelo già a finitura, per cui lui l'ha preso, me l'ha segato esattamente a dimensioni finite, è venuto fuori un quadrato perfetto, anzi diciamo un rettangolo 46x48. Lo spessore a me non interessava molto, non è che sono uno di quelli che vuole il Goban con le misure perfette esattamente come quelle che sono previste dal codice. 5 cm e mezzo mi sembra un buono spessore che gli dà una robustezza, una pesantezza interessante. Me lo sono fatto piallare, per cui me l'ha già portato, diciamo, sgrezzato lui e me l'ha portato, praticamente ha fatto un parallelepipedo perfetto. A me non restava altro che rifinirlo e disegnarlo, e così è stato. Allora, le primissime lavorazioni che ho fatto sono state naturalmente il carteggio, per cui con una levigatrice elettrica, chi vuole farsela a mano tanto di cappello, e io ho cominciato con la levigatrice, quindi l'ho portato prima con grana 80, poi con grana 120 e poi con grana 240. A 240 volendo si poteva andare anche oltre, ma a me sembrava già abbastanza liscio e finito, anche perché poi con la verniciatura si sarebbe anche ottenuto un effetto di, tra virgolette, turapori, per cui tutte le eventuali cunette che potevano esserci sarebbero state coperte a effetto stucco dalla vernice. Quindi una volta appunto portato tutto quanto, ho finito tutto quanto, ho cominciato a stendere 2 mani di vernice trasparente lavabile, che per la precisione, questo qui smalto brillante, io ho comprato questo qui della San Marco, ok, quindi all'acqua, perché Unimark Hobby 2, ma penso insomma ce ne siano in commercio decine di marchi. L'importante è che sia appunto smalto brillante, trasparente, ok. Cosa ho fatto? L'ho allungato con un po' di acqua e ho cominciato a dare le prime 3 mani con il rullo, ok. Dando queste prime 3 mani il legno se l'è bevuto avidamente ed ha creato una sorta di prima patina sopra la superficie. Questo gli ha dato appunto un effetto liscio che era molto assimilabile alla superficie di un pezzo di plastica ruvidina, e questo ha reso molto più semplice poi il tracciamento delle righe. Il motivo di dare prima la vernice sul Goban prima di cominciare a tracciare le linee era per evitare un fastidiosissimo problema che per esempio è successo quando ho fatto il Goban, quello che ben conoscete tutti quanti. Vedete, qui sono stato tanto lì a fare i ricamini, per cui sono andato direttamente con un marker indelebile a colorare. Qual è il problema? Che vedete, per esempio, qui si nota un pochettino, ci sono delle sbavature perché l'inchiostro viene bevuto dal legno, e per cui una linea che inizialmente è dritta comincia tutta a sbavare. Il legno ha questo problema, per cui anche per quanto compatto sia, come per esempio il cedro del Libano, che è un legno molto compatto, presenta questo problema, per cui la linea, invece di restare bella perfetta, avrebbe potuto cominciare tutta quanta a disfarsi. Per cui è importante, prima di tracciare le linee, di crearsi già una superficie neutra dove poter poi dipingere sopra. Come ho tracciato le righe, prima mi sono dimenticato di dirvelo, però insomma non cambia nulla, prima di dare la stesura dello smalto, con un filo teso ho tracciato le 2 diagonali del Goban e ho trovato il centro, quindi della tavola, il tengen, diciamo, tutto nasce dal tengen. Dopo aver trovato il centro del tengen e aver tracciato la croce centrale in questa direzione qui, prendendomi come punto di riferimento la linea centrale, ho cominciato a tracciare a matita e con una squadra da falegnami a tracciare tutte le linee alle relative misure. Che misura devono avere le linee?
Allora, io non mi sono anche lì basato sul valore, quello assoluto che dovrebbero avere seguendo gli standard, ma ho semplicemente misurato con il calibro, con il nonio, le mie pietre, e ho aggiunto 1 millimetro in più, per cui le mie pietre sono da 22, ho fatto in modo che i quadrati siano 23 mm, ok, per 25. Perché come ho avuto già modo di spiegare qualche volta, i quadrati della griglia del Goban non sono quadrati ma sono dei rettangoli, perché il lato lungo, una volta che ci si mette a giocare, sedendosi, i quadrati per effetto di prospettiva si stringono un pochettino. Ognuno di voi potrà naturalmente, se vorrà cimentarsi anche lui nell'opera, fare un Goban seguendo questo stratagemma. Conviene tenersi un po' di più di margine. Il lato più lungo, quindi quello da 48, è quello che segue anche la venatura del legno, così si ha sempre, anche una volta che ci si siede a tavola per giocare, si sa subito che la venatura del legno deve correre da un giocatore all'altro, e così si ha automaticamente anche la dimensione definitiva anzi la posizione assoluta del Goban nello spazio. Quindi ritornando, andiamo avanti ancora. Abbiamo fatto quindi il tracciatore linea con la matita HB, quindi molto leggera, dato i primi 2-3 strati di vernice. Questi 2-3 strati di vernice ricarteggiati col 240, e si è creata questa superficie liscia. Questa superficie liscia era pronta per essere marcata con il pennarello indelebile. Nel mio caso ho utilizzato questo che si chiama della Staedtler Lumocolor, scusate, Staedtler Lumocolor, dimensione F, ok, ed è un pennarello, come potete vedere, un normalissimo marker indelebile. Quindi linea per linea, attraverso un normalissimo righello da 50 cm, visto che le avevo già tracciate a matita, linea per linea ho cominciato a tracciarle 2 o 3 volte, in modo che il marker creasse una bella linea omogenea. Attenzione però che prima di tracciare le linee ho coperto la prima linea di partenza, quindi questa e questa. Ho messo un pezzo di nastro carta tipo quelli da pittori, in modo che coprisse appena la linea, in modo che quando tracciavo la linea col pennarello non dovevo fermarmi, stare attento di fermarmi esattamente sopra la linea, ma potevo anche debordare, tanto poi c'era il nastro che riparava. Ho tolto il nastro da una parte e dall'altra, poi ho girato il Goban in questo modo qui, ho messo i nastri da questa parte e ho tirato le linee perpendicolari in questo modo qui. Quando ho finito di tracciare tutte le linee, come potete vedere ci sono anche gli osci, non so se si vedono, sì dai, si vedono abbastanza. Gli osci li ho fatti sempre con lo stesso pennarello e con un normale circoligrafo, utilizzando il cerchietto da 2 mm, e sono venuti fuori gli osci. Finiti quindi anche gli osci, non restava altro che chiudere il lavoro con lo smalto, per cui, riprendendo in mano il solito smalto di prima, ho praticamente consumato il barattolo, che in questo caso qui è da 125 ml. Sono riuscito a fare tantissime mani, non le ho contate ma sono più di 10. Poi asciugavo velocemente, per cui lo davo, nel giro di un quarto d'ora era asciutto e potevo darlo ancora. Adesso la superficie è abbastanza liscia, si nota che c'è questa lucentezza e mi sembra ben finito. Alla fine ho comunque dato una carteggiata sopra con la carta vetrata 600 e anche 1200, cioè sono delle carte finissime che servono proprio per tirare a pari tutto il livello. C'è ancora un po' di asperità perché la vernice, naturalmente, a meno che non sia dei maghi a darla, sbava sempre un pochettino, fa delle cunette, dei peletti. Però ragazzi, io questo sono riuscito a fare, a me piace tantissimo, mi ha dato un sacco di soddisfazione farlo, e ci farò tante belle partite. Non so ancora con chi, però vi garantisco che le farò. Magari potrei utilizzarlo anche per fare i video dimostrativi. Spero di essere stato esauriente, grazie per l'attenzione. Se volete cimentarvi anche voi con l'opera,
non potete far altro che chiedermelo, io sarò ben felice di rispondervi. Potete tranquillamente scrivermi alla famosissima email che leggete qui sotto. Grazie ancora per l'attenzione e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti.